incalza il ministro delle infrastrutture Toninelli sulle grandi navi, ma i due hanno convenuto sulla necessità di nominare in tempi rapidi il commissario del Mose. Il contributo d'accesso slitta ancora, il Partito Democratico in Consiglio Comunale chiede spiegazioni all'amministrazione. Venezia non può perdere questa opportunità. L'esplosione della palazzina a Gorizia in cui sono morti Sabina Trapani, il compagno e il 50enne disabile, proprio alcune parole inquietanti di quest'ultimo prima della tragedia farebbero emergere una terribile ipotesi. Tragico incidente a Tessalto, un pensionato 68enne è stato travolto da un'auto a pochi metri dalla sua abitazione ed è morto sul colpo. L'amministrazione non si confronta, PD e 5 Stelle intervengono a sostegno dei genitori contrari al progetto di un nuovo asilo a discapito dell'area verde dell'Istituto Querini a Mestre. Finale scudetto, Sassari ha vinto gara 6 sul parquet avversario e ora ci si gioca tutto al Taglierzo, mentre De Raffaele si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Dolce Nera, Tricarico e Marrale hanno dato vita insieme a Red Ronnie ad una serata straordinaria a Forte Marghera, accompagnando con la loro musica le sculture luminose di Marco Lodola. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete sentito dai titoli, il governatore del Veneto Luca Zaia incalza il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli sulle grandi navi, ma i due hanno convenuto sulla necessità di nominare in tempi rapidi il commissario del Mose. Ricordiamo che Zaia e Toninelli si trovavano a Treviso per l'inaugurazione del ponte della Priola. Il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli parlano di Venezia, ma lo fanno sul ponte della Priola in occasione della cerimonia di apertura di quest'ultimo. Non può essere un caso che le avvisaglie di disgelo arrivino da un elemento, il ponte appunto, nato per unire luoghi altrimenti lontani fra loro. Prove di dialogo quindi su grandi navi e Mose, ma sul primo argomento il governatore incalza ancora il governo e raccomanda la massima celerità. Sulle grandi navi, guardi, noi siamo fermi a quel comitatone del 2017, novembre 2017, che parla di una viabilità che c'è già. Il Ministro ha fatto un'analisi, diciamo, comparativa rispetto ad altre soluzioni che voi conoscete, che è quella di Chioggia, piuttosto che altre realtà. Io direi che adesso è fondamentale mettere in fila tutte queste soluzioni, farlo velocemente e capire in che direzione andiamo, perché altrimenti veramente si rischia di non portare più fuori le grandi navi dal bacino San Marco, dal canale della Giudecca. Toninelli dal canto suo conferma l'ipotesi su Chioggia e San Nicolò e ribadisce ancora una volta la posizione del suo ministero sul progetto legato a Marghera. Qua c'era una persona che diceva che esisteva un progetto che doveva essere estratto da un cassetto al mio ministero e firmato. Il progetto riguardava Marghera. Non esiste, non è mai esistito e non esiste alcun progetto su Marghera. Gli unici progetti li abbiamo fatti noi, riguardano Chioggia e San Nicolò, semplicemente per il fatto che i tecnici, facendo degli studi di realizzazione, di fattibilità, li hanno ritenuti come quelli più realizzabili. Li stiamo analizzando, faremo un dibattito pubblico, vogliamo interessare tutti i cittadini, però a Brugnaro dico basta polemiche, basta insulti, dobbiamo ascoltarci. Decisamente più agile invece è il tema del commissario del Mose, del quale governatore e ministro hanno posto le basi. La partita del commissario per il Mose è una partita che riguarda il DPCM, quindi il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle tutte le modalità gestionali, e dall'altro ci deve essere un'intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro che nomina. Cercheremo di valutare i curricula guardando veramente che siano persone dalla specchiata moralità, che siano degli esperti e soprattutto che ci diano garanzia di operatività. Sul Mose ho incontrato ieri nel mio ufficio il Presidente Zaia, abbiamo come sapete messo il commissario, serve completare quell'ultimo 5% che è fermo da tanti anni, ahimè è fermo da tanti anni, e penso che stiamo arrivando verso un'intesa sul nome di una persona preparata che ha una struttura attorno che faccia sintesi, perché c'è parecchio caos lì dietro. Inevitabile, vista la presenza di Toninelli, parlare anche di autonomia, ma Zaia guarda pure all'appuntamento di Losanna, lunedì, il giorno in cui il CIO potrebbe assegnare a Cortina Milano le Olimpiadi invernali 2026. Ma guardi, il piano per il Sud c'è già, non mi risulta che comunque ci sia una visione ostracista nei confronti del Sud. Non stiamo parlando di un paese di Serie A e di Serie B, non parliamo della secessione dei ricchi, ma parliamo dell'applicazione della Costituzione. Cartolina da Susegana firmata Luca Zaia, destinazione Roma, perché l'autonomia è incardinata, come ha annunciato il ministro Erika Stefani dopo il summit con Conte, la roadmap tracciata, ma Luigi Di Maio si è subito affrettato a puntualizzare.
All'Italia tutto serve tranne un ulteriore divario tra nord e sud. Il punto qui è politico e lo evidenzio senza mezzi termini. A questo paese serve un grande piano per il sud. Zaia ribadisce. Basterebbe guardare i voti per capire che i cittadini del Sud hanno scelto un partito, il partito dell'autonomia, che è la Lega, in territori nei quali qualcun altro dice che hanno paura dell'autonomia. Cartolina da Susegana, dove fa la sua apparizione il ministro Danilo Toninelli, che taglia il nastro del rimodernato ponte della Priula e cerca di costruire un altro ponte metaforico proprio sull'autonomia. Quello sull'autonomia è un tavolo importante, va fatta, stiamo lavorando intensamente attraverso tutti i ministeri con le rispettive competenze per farla bene. Sottolineo bene perché io mi ricordo delle altre riforme che io mi ricordo sempre quella del titolo quinto, ha fatto dei disastri, ha creato centri di spesa, siamo in un altro ambito, ma gli effetti sono molto importanti. Insomma, il mantra del Movimento 5 Stelle non cambia, andare ad agio per fare bene, ma il tempo stringe da troppo tempo, mentre una fetta di costituzionalisti e amministratori del Sud resta sul piede di guerra. Vadano dove vogliono, cioè nel senso che quando abbiamo presentato la legge referendaria ci hanno detto che era fuori di testa. La verità è che poi la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. Ricordo solo che uno dei giudici in Corte, quando si discuteva la partita dell'autonomia, uno dei giudici, non so se ha partecipato al collegio giudicante o no, ma comunque era giudice in Corte, era il presidente Mattarella. Toninelli in versione ecumenica, intanto replica anche a chi ha visto i 5 Stelle come i nemici della TAV e annuncia lunedì tavolo tecnico su Pedemontana e anche alta velocità. Non è mai stata bloccata semplicemente perché non è mai stato posto un veto su quell'opera. L'analisi costi-benefici, che va parallelamente con lo stato di avanzamento dei lavori di rete ferroviaria italiana, serve a migliorare. Prossimi giorni la pubblichiamo, ma RFI ha avuto un mandato chiaro, guai a voi se limitato bloccate i lavori. Ma c'è tempo anche per uno sguardo a Losanna. Zaia freme come tutti i veneti. Lunedì alle 18, appuntamento con la storia. Il nostro dossier è il più bello, il nostro dossier porta il sole, porta la neve, porta un territorio, porta una serata di chiusura pensata in Veneto per la Reina di Verona e noi siamo confidenti, insomma. È anche l'occasione per convincere gli indecisi, quindi l'appello che faccio io agli indecisi, perché ormai un po' immagino molti si siano fatti l'idea, ci saranno degli indecisi e noi saremo lì per convincere gli indecisi. Il contributo d'accesso slitta ancora ed il Partito Democratico in Consiglio Comunale chiede spiegazione. Sembra che l'entrata in vigore del contributo d'accesso alla città per gestire al meglio i flussi turistici slitterà ancora. Per questo motivo il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale. Abbiamo avuto l'opportunità di inserire il contributo d'accesso perché la legge di bilancio dello scorso anno dava a Venezia questa opportunità. C'è stato un primo regolamento che la introduceva con valenza dal 1° di maggio, poi slittata già al 1° di luglio, oggi dovrebbe introdursi dal 1° di settembre e ancora non c'è traccia. Ma come mai c'è un ulteriore posticipo? È stato introdotto un regolamento che ha creato differenze tra i cittadini, complicazioni tra i vettori, difficoltà reali di applicazione e quindi anche un'opportunità per Venezia si è tradotto in un boomerang che non verrà ancora oggi applicato. Venezia sarebbe tra l'altro la prima città al mondo a mettere in campo questa misura che, funzionando, potrebbe diffondersi anche altrove. Il rischio è proprio quello di non prendere questa occasione. Noi, quando è stato introdotto il contributo d'accesso, abbiamo detto subito che il contributo d'accesso deve servire a gestire i flussi di una città che oggi, quella di Venezia, è letteralmente invasa. Si è deciso di fare altro, di fare un regolamento complicato di difficile applicazione e oggi questi sono i risultati. Quello che chiediamo al sindaco è di sospendere l'applicazione del regolamento, riaprire un confronto in Consiglio Comunale con le parti sociali, con i vettori, con la città tutta, per dire come realmente possiamo applicare questo contributo, avendo un unico obiettivo: gestire i flussi turistici. Non possiamo più permettere l'invasione di questa città. Ed ora la tragedia di Gorizia e l'esplosione della palazzina nella quale hanno perso la vita la 43enne veneziana Sabina Trapani, il compagno 45enne sloveno Mia Ursic e il 50enne disabile Fabrizio Facchettin. Proprio alcune parole inquietanti di quest'ultimo pochi giorni prima della tragedia farebbero emergere una terribile ipotesi. Pronto a dispiegare le ali, un selfie e quei numeri 6 e 19 perfino tatuati sul braccio come il profilo di Fabrizio Facchettin mostra sui social.
Sono nuovi inquietanti contorni del dramma di Gorizia, costato la vita a 3 persone. I numeri 6 e 19 pubblicati nel post verso mezzanotte, poche ore prima dell'esplosione della palazzina in viale 20 settembre, autorizzerebbero a pensare al riferimento della data della tragedia, 19 giugno, come se fosse un piano prestabilito da tempo. Tutte le ipotesi restano aperte, lo ha detto chiaramente il procuratore di Gorizia Massimo Lia. Arcangelo Facchettin, questo è il suo nome su Facebook, e allora magari quei numeri potrebbero essere un riferimento mistico, religioso, ai versetti della Bibbia dove si parla di speranza come ancora dell'anima. Dalle analisi dei vigili del fuoco un dato è certo, ovvero che l'esplosione è scaturita dalla fuga di gas dell'appartamento di Facchettin, provocando la sua morte e quella di altre 2 persone. Naturalmente fanno impressione, ma ancora di più forse i di 2 giovani, 44enne e 45enne, perché entrambi non sono goriziani, cioè entrambi hanno scelto Gorizia. Bravo. Entrambi hanno scelto Gorizia, ma non come sede provvisoria, perché avevano acquistato l'appartamento, l'avevano riqualificato alcuni anni fa, hanno depositato nel 2017 la chiusura della riqualificazione in comune, avvenuta peraltro a regola d'arte, perciò non influente sui drammatici fatti di questa notte. Perciò lui dalla Slovenia, da poco oltre confine, da San Petersburgo, un piccolo comune adiacente a Nova Gorica. Lei da San Donama, alcuni anni poi a Caorle e da 10 anni già a Gorizia. Entrambi avevano scelto appunto la nostra città per viverci, per mettere su famiglia. Ecco, e il dramma è che in realtà anziché città per viverci è diventata la loro tomba, una cosa davvero che, ripeto, ogni morte è agghiacciante e spaventosa. Però ci sono delle tragedie nelle tragedie che colpiscono ancora di più. Continuiamo con la cronaca, tragedia a Cessalto, un pensionato di 68 anni è stato travolto ed ucciso da un automobilista di Musile di Piave. Come ogni mattina stava facendo la sua solita passeggiata e forse stava rientrando verso casa quando è stato travolto da una vettura. Il tragico incidente è avvenuto in via Calstorta nei pressi dell'incrocio con via Manin. L'uomo camminava a bordo strada quando la macchina, una Renault Clio condotta da un operaio 56enne di Musile di Piave, lo ha investito. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso ed ha chiamato il SUAM 118. Sul posto è arrivata anche l'automedica, ma purtroppo per l'uomo, Eligio Rebecca di 67 anni, non c'era nulla da fare, è morto sul colpo. Stavo andando a casa e qualcuno che non l'ha visto. L'ha investito? E l'ha investito, io ho visto la macchina, l'hanno preso a parte del passeggero. Io passavo per di qui e ho visto delle macchine ferme, mi sono fermato, ho guardato e c'era una mia collega un po' sotto shock e sì, insomma c'era questo signore nel fosso che era deceduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Cessalto per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Secondo i primi accertamenti comunque la vettura procedeva regolarmente lungo la strada mentre il pedone stava camminando a bordo strada in senso opposto rispetto alla marcia del veicolo. Sotto shock l'intera comunità. La notizia è subito girata in tutto il paese dove la vittima era molto conosciuta. L'uomo aveva lavorato come barista e da qualche tempo era in pensione. Eligio Rebecca abitava a solo 1 chilometro dal luogo dell'incidente, una strada che faceva quasi ogni mattina. Forse la causa dell'incidente una disattenzione dell'automobilista. L'uomo, che probabilmente si stava recando a lavoro, è stato sottoposto anche all'alcol test che è risultato negativo. Una strada trafficata a quell'ora. Verso le 7 molta gente va al lavoro, ci conferma un residente, e qui è un continuo passaggio di auto. A terra ancora una volta i segni dell'ennesima tragedia, un'altra vita spezzata ed un'altra famiglia distrutta dal dolore. Eligio Rebecca lascia la moglie e 3 figli. L'amministrazione non si confronta, PD e 5 Stelle in Consiglio Comunale a Venezia intervengono a sostegno dei genitori contrari al progetto di un nuovo asilo a discapito dell'area verde dell'Istituto Querini di via Catalani. Questa amministrazione ha il brutto vizio di non volersi confrontare, quindi di non cercare anche delle alternative che potrebbero essere trovate. Questo è il punto principale. È evidente che anche in una città come Mestre, dove comunque non tutte le scuole hanno questi spazi, ecco, di verde, togliere uno spazio verde così importante e limitarlo veramente ad un piccolo angolino a una scuola elementare è assolutamente inaccettabile.
inaccettabile. Dopo la protesta dei genitori per dire no al progetto di un nuovo asilo a discapito dell'area verde dell'Istituto Querini di via Catalani a Mestre, anche PD e 5 Stelle in Consiglio Comunale si mettono dalla parte delle famiglie, che non hanno intenzione di arrendersi nel contrastare l'iniziativa i cui lavori dovrebbero partire a luglio. Per noi il verde in generale non si tocca, a maggior ragione non si deve toccare se riguarda dei bambini e quindi lo sviluppo futuro di esseri che sono in crescita. Questa è un'amministrazione comunale che non si confronta e che pensa a costruire, a consumare terreno e evidentemente non si confronta con la città, perché se lo facesse si renderebbe conto che le richieste sono diverse. Vogliamo aria pulita, vogliamo una qualità della vita migliore, non vogliamo palazzi e cemento. Noi chiediamo, ovviamente sosteniamo la battaglia delle mamme e dei papà, insomma, e dei genitori e dei bambini, perché è evidente che questi spazi verdi vanno assolutamente preservati, primo. Secondo, ci sono anche i residenti della zona dove dovrebbe essere costruito il palazzone di 6 piani, che ovviamente in una zona dove le case sono tutte molto basse, insomma non ci sono questo tipo di palazzi, si vedono costruire un mostro vicino. Siamo alla sanità, novità dopo la presentazione del progetto di riconversione dell'ex ospedale al mare. Sentiamo. Mentre i cittadini hanno già annunciato che giovedì 27 giugno torneranno a mobilitarsi contro l'abbattimento del monoblocco all'ex ospedale al mare del Lido di Venezia, la Regione assicura che i servizi sanitari dell'isola verranno mantenuti, anzi potenziati. Verranno spostati sempre all'interno di questa area, soltanto che rispetto a dove sono ubicati adesso, che sono più vicini al mare e tra l'altro una struttura fatiscente, verrà demolita e ricostruita un po' più in dentro. Questo anche per un rispetto ambientale dell'area. L'assessore regionale al turismo Federico Canero ricorda come una valorizzazione dell'assistenza sanitaria vada a beneficio di tutti, residenti e turisti. I turisti hanno bisogno anche di un servizio sanitario all'altezza e anche sociosanitario, anche per tutte le persone che hanno delle disabilità. Ricordo che la Regione Veneto è la regione che ha la costa più inclusiva d'Italia. Lo spostamento della cittadella sanitaria non sarà dall'oggi al domani, dato che la riconversione dell'ex ospedale in struttura ricettiva alberghiera è ancora alle fasi iniziali. Siamo ancora nella fase amministrativa da completare e poi tra inizio e conclusione dei lavori si stimano circa sui 2 anni e mezzo, 3. L'assessore regionale in quota Lega accoglie con favore anche le assicurazioni sull'autonomia arrivate in giornata dal ministro Stefani. Per noi è un punto fondamentale, ricordiamo che abbiamo milioni di veneti che hanno votato un referendum e si aspettano una risposta da questo punto di vista, non solo loro ma anche noi istituzioni. Quindi siccome c'è un contratto di governo, la Lega ha dimostrato di essere riuscita a mantenere la parola nei confronti del 5 Stelle per quanto riguarda questo contratto di governo. Ora dobbiamo anche incassare quelle che sono le richieste che la Lega ha fatto, in primis l'autonomia, come ha ripetuto anche il ministro Salvini. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Siamo al basket, finale scudetto, Sassari ha vinto gara 6 sul parquet avversario e ora si gioca tutto al Taliercio. 88-77. Finisce così gara 6 della finale scudetto tra Umana Reyer e Dinamo Sassari sul parquet della squadra avversaria. Credo che sia stata la partita che doveva essere, nel senso una partita molto dura, molto maschia, in cui Sassari ha avuto il pregio di avere continuità in questo per 40 minuti. Noi l'abbiamo fatto soprattutto molto bene i primi 2 quarti, tenendo Sassari a 34 punti o qualcosa del genere. Fino a tutto il terzo quarto, quando avevamo ancora un po' di inerzia. Poi fine terzo quarto credo che 2 canestri di Tyrus e di Spissu abbiano girato un po' di inerzia. Noi ci siamo un po' allargati soprattutto difensivamente. Sassari ha continuato a giocare in maniera molto dura e credo che poi lì sia stato un divario difficile da rimontare e credo che alla fine Sassari abbia vinto questa partita con merito. Per
coach De Raffaele la conferenza post partita è stata anche l'occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo la sfuriata di coach Pozzecco, che dopo aver perso la partita precedente si era lasciato andare a varie critiche, in primis il caldo del Taliercio che aveva definito un catino. Adesso cambiamo campo, torniamo a casa nostra e giochiamo questa ultima partita che decide un campionato, quindi è abbastanza, diciamo, ironica la cosa, perché dopo 10 mesi a massacrarci sia per noi che per loro sarà 40 minuti al fresco, e quindi lo dico prima io di voi, se no diventa un'altra roba, e niente, andremo tutti in pantaloncini e calzoncini, così almeno siamo tutti più tranquilli, non si soffre di più con la giacca. Niente, complimenti a Sassari, e noi vado perché abbiamo l'aereo, se no si perde anche questo, si arriva alle 5 come stamattina, che siamo arrivati alle 4:15. Dolcenera, Tricarico e Marrale hanno dato vita assieme a Red Ronnie a una serata straordinaria a Forte Marghera, accompagnando con la loro musica le sculture luminose di Marco Lodola. Pace, arte e musica invadono Forte Marghera con le note e la voce di Dolcenera, Tricarico e Carlo Marrale dei Mattia Bazar. L'evento si è tenuto a margine del Salone Nautico di Venezia, nella splendida cornice della baia. La serata è stata diretta e presentata da Red Ronnie, che ha raccontato anche il leggendario Festival di Woodstock a 50 anni da quella storica data per la musica, che ha parlato per 3 giorni ai giovani dell'epoca di pace, amore e musica. Il concerto di Forte Marghera è stato accompagnato dalle incredibili sculture luminose del celebre artista Marco Lodola, un evento di altissimo livello, insomma, come non se ne vedevano da un pezzo da queste parti, con 3 grandi interpreti della musica italiana. Allora, stasera io qui, visto che si parla di arte, musica e chiaramente pace, ho portato 3 artisti. Cioè, le 3 persone che sono qui, quindi Tricarico, Dolcenera e Carlo Marrale, sono 3 artisti. Dice, vabbè, normale, tutti sono artisti. No. Ci sono molti che vengono definiti artisti ma sono dei ragionieri che dicono cosa funziona adesso, cosa cerchiamo. Loro invece sono tutti fuori di testa. Ad esempio Dolcenera è completamente fuori di testa, cioè lei è la più brava, buono, dice? Lei è la più brava performer live, è la più brava, diciamo, artista femminile oggi in Italia. Siamo in conclusione, vi ricordo questa sera 20:10, a pochi giorni dalla decisione di Losanna, parleremo del sogno Cortina-Milano per le Olimpiadi invernali 2026, ma anche delle aspettative del turismo con l'estate iniziata oggi. Lo faremo con Federico Canera, assessore regionale al turismo. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Nella giornata di sabato 22 giugno è atteso un intenso ma rapido passaggio temporalesco sulle nostre regioni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo qualche pioggia solamente sui rilievi bellunesi, col passare delle ore le piogge si estenderanno un po' a tutto il resto del territorio e localmente potranno essere anche intense. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 24 e 30 gradi. Situazione pressoché simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con qualche spazio più soleggiato al mattino ma con un veloce peggioramento a partire dal pomeriggio. Ci attendiamo infatti qualche temporale sparso ma piuttosto frequente. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime oscillanti tra i 26 e i 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Avremo condizioni di tempo perturbato con acquazzoni diffusi un po' dappertutto, ma entro le ore serali è atteso un lieve miglioramento. Temperature minime sui 17 gradi, massime invece tra 23 e 24 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.